ringraziare davvero tanto Roberta e Marianna. Qui noi abbiamo il governo e abbiamo donne al governo che stanno affrontando i compiti più difficili. Ma di fatto noi abbiamo mantenuto una grande promessa con i veneti: visitare tutto il Veneto, andare in tutti i comuni, parlare con i cittadini, e credo che questa campagna di ascolto premierà. È stata una campagna di scelta importante, è dire io vado in ogni comune e capisco di cosa c'è bisogno, perché guardate che l'amministratore lo si fa così, andando in giro, capendo di cosa c'è bisogno e poi dando le risposte. Comunque Alessandra si è circondata da un grandissimo affetto e penso che in una campagna elettorale così difficile sia molto importante, quindi questa scelta così semplice ci sia tutta l'essenza della riforma della pubblica amministrazione. Nemmeno tanti anni fa avere così tante donne, ruoli importanti, credo che sia un'assoluta novità. Il coraggio di cambiare, bene, questa è la prova provata che non solo si può cambiare, ma si può davvero fare un salto di qualità e anche migliorare questo paese. Per fare il salto di qualità noi abbiamo bisogno del Veneto, abbiamo bisogno straordinariamente del Veneto. È Alessandra Moretti che ha scelto di lasciare una poltrona sicura per inseguire un ideale e in giro per l'Italia gli altri candidati non è che l'abbiano fatto. Siamo però quelle persone che insieme ad altre milioni di persone semplici e per bene stanno cercando di ridare una speranza al nostro paese. Guardate che il cambiamento non lo fa una donna da sola, il cambiamento lo faremo tutti insieme e io sono convinta che insieme a questo governo e insieme all'Europa noi faremo sì che il Veneto torni ad essere la vera locomotiva per il Paese e per l'Europa. Se il Veneto avrà il coraggio e la generosità che ha di prendere in mano il Paese, bene, tutto il Paese ritornerà a sorridere ed avere uno sguardo di fiducia nei confronti del futuro. Grazie e buon lavoro!